Ponte di Calatrava a senso unico alternato, ma la muraglia di Vigili del Fuoco, che oggi presidia il quarto ponte sul Canal Grande, non si trova qui per motivi di sicurezza. O forse sì, ma in un senso molto più ampio rispetto a quello di un singolo intervento, perché stavolta denunciano le unità sindacali di base e in pericolo il corpo stesso dei Vigili del Fuoco. Il nostro slogan oggi è non fateci morire. Noi non siamo considerati, non abbiamo nessun tipo di finanziamento per comprare attrezzature o per rivedere le piante organiche del Veneto, che sono i minimi della storia del Corpo Nazionale. In Veneto c'è un vigile del fuoco ogni 18.000 abitanti, a Padova uno ogni 25.000. Secondo l'Unione Europea dovrebbe essere uno ogni 1.500 abitanti. Non solo sono in pochi, ma con un'età media di 47 anni. C'è poi il problema di mezzi vetusti che in alcuni casi possono addirittura rivelarsi pericolosi. A Venezia accade in terraferma come nella città storica. L'altro giorno anche l'imbarcazione del comandante, appena messa a posto dopo 20 anni che lavora, stava facendo da sommergibile. Stava affondando, per cui col comandante a bordo. E pensiamo a una barca di rappresentanza, provate a pensare a una barca del soccorso che ha dei grossissimi problemi, che ogni giorno dobbiamo levare un pezzo da una per poter farla funzionare un'altra. Situazioni che, a giudicare dalle testimonianze di chi manifesta, sono tutt'altro che isolati. Se Venezia piange, infatti, Padova non ride. Abbiamo l'autoscala immatricolata nel 1964 che è storicamente, anzi goliardicamente, riuscita ad andare nella famosa città di Firenze, quando a Firenze c'è stata la famosa bomba d'acqua. Dopo la manifestazione sul ponte di Calatrava, il corteo è sfilato per Piazzale Roma, quindi per Calli e Campielli, verso Palazzo Balbi, dove non sono mancati momenti di tensione. Sfumato un incontro con l'assessore Bottaccini, rappresentanti delle USB dei Vigili del Fuoco sono stati ricevuti dal capogruppo del Movimento 5 Stelle Scarabella e quindi dal vicepresidente della regione Forcolin, che si è impegnati in prima persona di approfondire e tentare di risolvere le tante questioni messe sul tavolo.